con la connessione. Giorgio, non ti sento, se stai parlando non ti sentiamo. Infatti l'audio è chiuso. Dovete aprire l'audio lato Buenos Aires. Eccoci. Perfetto. Adesso mi sentite? Sì. Sì? Sì. Bisogno di questo. No. Sì, questo sì, devi tenerlo. Va bene, collegamenti sono Aperti? attivati. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti da Buenos Aires. Siamo qui in questa bellissima sede del Circolo Italiano, ospiti e chiaramente di questa importante associazione. Ringraziamo per la gentile ospitalità. È un momento, crediamo, importante, è il proseguio del nostro percorso sul progetto Vita. Vicenza incontra talenti italiani, saluto talenti argentini, scusate, sì, ecco, e saluto tutti i presenti. Passo la parola al segretario della Camera Commercio, Michele Marchetto, per la sua introduzione. Grazie a tutti, per noi è un onore essere ospitati qui il Circolo degli Italiani in Argentina, un bellissimo, voi non la vedete, ma una bellissima location. Siamo molto contenti appunto di aprire finalmente con un webinar che andrà a spiegare quelle che sono diciamo, le modalità poi pratiche di adesione a questo progetto da parte dei talenti argentini, ma italo-argentini, perché sono anche cittadini italiani per questo. Quindi io vorrei accelerare al massimo le presentazioni e quindi io darei la parola ad Alberto Favaro da Vicenza, che è il presidente della commissione che segue appunto l'integrazione degli immigrati nel nostro territorio. Ok, buongiorno a tutti, buenas tardes desde Vicenza, perché aquí ya estamos en la tarde. Parlerò in italiano, anche se mi piacerebbe parlare in castellano, però magari lo farò in un secondo momento. Allora, un buon pomeriggio da Vicenza. Come vedrete dal video, con me ci sono più colleghi, poi avremo modo di presentarci. Ma per me è un piacere innanzitutto potermi collegare, anche se in modalità per il momento almeno virtuale, con Buenos Aires e con tutta l'Argentina, perché sappiamo insomma che i collegamenti arrivano un po' sparsi da tutta l'Argentina. E un saluto chiaramente va anche a Mattias Muzzolone e alla Silvana Brazzolotto, che chiaramente in questo percorso hanno supportato, aiutato e continuano chiaramente il loro supporto per questo progetto importante, che come abbiamo avuto modo di capire, di vedere, l'abbiamo battezzato Vita. Vita, che ha un doppio significato, ovviamente è un acronimo, così come ricordato dal nostro segretario, ma è anche simbolicamente vuol dire vita, vida. Quindi è un progetto che coinvolge sì dal punto di vista professionale, ma appunto anche dal punto di vista della vita, dell'aspetto più personale. Allora, sulle modalità di questo incontro avremo una breve presentazione sia da parte del sottoscritto sia da parte del Veneto Lavoro. Questi sono gli enti che in particolare hanno assistito a questo, diciamo così, percorso di preparazione, quindi vi daremo qualche notizia a proposito del territorio prima e poi chiaramente a capire quali saranno i passaggi successivi. Fatte queste due presentazioni di introduzione, vorremmo appunto vorremmo riservare uno spazio alle domande e anche alle risposte. E qui vorremmo farlo con una duplice modalità, quindi la modalità con domande dirette a voce, quindi dovreste in questo caso prenotarvi alzando la mano e vi verrà dato chiaramente l'accesso a seconda anche della priorità con cui sono state fatte, oppure nella modalità forse più classica che è quella di chattare nel sito.
anche qui riprenderemo le domande appunto verso la seconda parte di questo webinar. Allora, direi di iniziare in questo momento e quindi a descrivere, possiamo presentare. Scusa, Alberto, mi senti Alberto? Sì, Sì, io darei... lascerei un attimo giustamente la parola alla dottoressa Silvana Brazzolotto e a Mattia Smuzzolonna per un saluto da parte loro. Perfetto, prego. Sì, deve venire qui. Perché qua la Sì, sì. telecamera, se no, però ho paura. No, vieni. No, no, vediamo, eccolo qua. Ce la fai? Sì, Bene, sì, dovrebbe Sì. essere. buongiorno a tutti, Sentite? sentite? Sì? Beh, Sì, perfetto. buongiorno a tutti, porto i saluti dell'associazione del Cava, del Comitato Cava. Per noi è un orgoglio che siete in Argentina. Credo che questo rapporto che oggi comincia sarà proprio un bel rapporto e faremo tanto per i giovani dell'Argentina. Voglio dire due parole in castellano per i giovani che sono collegati. Este proyecto es muy importante para los jóvenes. Es un puente entre Vicenza, Italia, y los jóvenes ítelas argentinos que quieran emigrar. Van a poder encontrar no solo empresas donde las pueden encontrar trabajo, sino que van a encontrar gente con las cuales se pueden conectar y poder tener un mejor futuro. Les recomiendo no desaprovechar esta oportunidad. Voy a dejarles la palabra a Matías para que haga una breve introducción. Muchas gracias. Sono qui, C'è, eccolo qua. ora sono in camera. Ciao a tutti, là in Vicenza, hola a todos aquí in Argentina. Bene, sarò breve, dire che questo progetto, grazie a tutti i vicentini, posso parlare di Ferruccio, di Michele, anche del presidente Soccato ora che è con noi, ha l'origine in un progetto che si è presentato nella Consulta Veneta, che si chiama ancora Lavoro con le radici. È una idea nata da Sandro Gransotto, il nostro vicepresidente, più o meno dal 2022, che già ha avuto qualche risultato con Anna Sofia Boschiero, che ha lavorato in Vicenza, nell'albergo di Rino Fontana, in Tonessa del Cimone. Ma anche abbiamo due ragazzi di qua di Argentina, Gaston Suliac e anche Ernestina della Corte, che stanno là in Veneto, in Belluno e anche l'altro in Treviso. E questo progetto dirò che da oggi ha come una nuova maniera di cominciare con vita. Sì? Tante grazie a Michele per avere la forza di andare avanti, anche Ferruccio, anche Presidente Soccato, tutti la Camera di Vicenza e Veneto Lavoro. E niente, penso che da qui in avanti si potrà fare la migrazione inversa, come si hanno fatto 100 anni fa, ma voglio dire che in questo progetto vengono lavorando tante persone prima, sì? Per questo voglio dare la parola alle persone di qua, di Argentina, che hanno lavorato tanto, come Mariano Gazzola, che è il nostro vicepresidente del Cava e vice segretario del TCE, dopo anche a Luca De Biasio, vicepresidente Vicentini, che sono le persone di qua Argentina che senza loro non si può fare niente. Vi ringrazio a tutti per ascoltare, a los argentinos que están aquí presentes. Como decía Silvana, es una muy buena oportunidad. Hay gente muy seria trabajando, como la Cámara de Comercio, como Veneto Laboro, como el Cava. Entonces es para aprovechar. Y qué mejor que como tanta sangre italiana ha hecho nacer a la Argentina. En mis palabras digo que Argentina es una nación hecha de sangre italiana. Ahora quienes descendemos de italianos, podemos, como decía Sandro al inicio, hace muchos años, repoblar el Véneto, Italia, con la propia sangre italiana.
Vi ringrazio a tutti. Do la parola ora a Mariano, che anche parlerà un po' sulle idee, sul CGE, su come sono le connessioni con questo progetto. E grazie, tante grazie. Grazie Mattia. Prego Mariano. Eccoci qua. Facciamo anche presto. Io, cioè, intanto il benvenuto a tutta la delegazione di Vicenza, il saluto anche a chi è collegato in forma online, in forma virtuale. Io qui più che altro rappresento il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, che è un organismo istituito dalla legge in rappresentanza delle nostre comunità, è un organismo di consulenza del governo del Parlamento. Noi nel seno del CGIE abbiamo anche recentemente firmato un accordo con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che tra l'altro prevede anche una serie di iniziative su questo tema, cioè sul tema degli incentivi di rientro. Certo, quando si parla di incentivi di rientro si parla più di le persone che sono partite d'Italia negli ultimi tempi, delle politiche per attrarre di nuovo, però anche di quello che diceva prima Mattia, cioè della migrazione inversa o della situazione dei nostri connazionali che cercano di stabilirsi in Europa. E lì credo che dobbiamo dire che come paese stiamo un po' arretrati, nel senso fuori. Fuori. Eccolo. Vi abbiamo ripreso, eh? Eccoci, bene, bene. Dicevo che chi parte negli ultimi anni dal Sud America e l'Argentina preferisce stabilirsi in altri paesi come in Spagna. E questo è un svantaggio per il nostro paese, perché l'Italia è un paese che ha bisogno oggi di un ripopolamento, ed è anche un svantaggio per noi come comunità all'estero, perché certo che sempre il nostro punto di riferimento, la nostra meta è sempre l'Italia. Qui occorre, oltre alle iniziative del lavoro, anche vedere, sistematizzare, promuovere altri interventi in campo più largo, cioè che hanno a che vedere anche con l'inserimento, con la possibilità dell'alloggio, con la possibilità del riconoscimento di titoli di studio, dell'inserimento anche scolastico di chi decide di tornare in Italia anche con la famiglia. Io, cioè, mi complemento con la Camera di Commercio e con Veneto Lavoro, che sono riusciti a presentare, io credo che è il primo, se non è uno dei primi, progetti concreti su questo tema. Ora qui questo va dato atto, va riconosciuto, va anche complimentato, e anche nella speranza che non sia l'unica Camera di Commercio, che non sia neanche la unica regione, il Veneto, che promuove iniziative di questa classe. Grazie e complimenti. Grazie. Grazie. Ecco, ridò la parola. Chi è? Luca? Ecco. Luca Di Blasio, esponente del Circolo dei Vicentini qui di Buenos Aires, a cui do la parola. Grazie mille. Beh, io sono giustamente uno di questi nuovi immigrati. Io sono partito nel 2001 da Vicenza, ho vissuto 10 anni in Spagna ed ora sono ormai 14 anni che vivo in Argentina. Quindi, diciamo, ho vissuto l'esperienza dell'immigrazione in prima persona, non come figlio o nipote di italiani. E mi sembra che questo progetto sia molto importante, ed è per questo che nel suo momento il CAVA aveva cominciato il progetto, il lavoro delle radici, perché c'è una effettiva necessità sia dell'Italia di ricevere persone che sono in linea con la nostra cultura, con i nostri valori, e quindi è molto più facile l'integrazione di un italo-argentino che altre comunità che oggigiorno sappiamo vengono in Italia.
L'italo-argentino ha gli stessi valori, ha la stessa mentalità, la stessa voglia di lavorare degli italiani, e in più porta la nostra cultura e la nostra identità. L'identità è un tema molto importante, secondo me, e quindi mi sembra che sia un progetto molto valido, ed è molto valido per entrambe le parti, sia che sia un'esperienza o come possa essere un arrivo definitivo verso il territorio del Vicentino. Io come vicentino ovviamente sento ancora di più l'importanza di tutto questo progetto. Io sono partito ormai 24 anni fa da Vicenza perché c'erano, diciamo, in quel momento, soprattutto per la mia professione, certe difficoltà di proseguire una professione in modo positivo, in modo interessante. Però oggigiorno l'Italia sta riprendendo il sentiero del crescimento, e penso che abbia bisogno, soprattutto con il calo della popolazione, abbia bisogno di una nuova fonte, di nuova linfa, e questo progetto può essere molto interessante perché porta linfa nuova, giovani soprattutto, che sono quelli che hanno più facilità a muoversi nel mondo e che hanno voglia di mettere, diciamo, in gioco e di Siamo ritornati. Sì, sì, in questo Eccoci. momento sì. Scusate, ma non è colpa nostra. vanno e vengono. Abbiamo appena steso 10.000 chilometri di cavo e quindi abbiamo qualche difficoltà. No, a parte gli scherzi, prego. Voglio chiudere rapidamente. Sì. Prima di tutto dare il benvenuto a tutta la commissione che è venuta da Vicenza. Siamo qui e siamo disposti come Cava a partecipare attivamente a questo progetto, ed è per questo che ci riuniamo con tutta questa commissione per poter portare avanti le idee e i valori di questo progetto. Benissimo. Ok, qui da Buenos Aires abbiamo finito gli interventi. A voi la parola a Vicenza. Ok, allora la riprendiamo qui da Vicenza. E un grazie anche a Mariano e a Luca che ci hanno insomma descritto anche un percorso della loro vita. Allora, come dicevo prima, abbiamo un paio di presentazioni, saranno molto rapide, giusto per far capire un po' quali sono i presupposti di questo progetto. E come vedete dalle sigle, questo è un progetto che unisce la collaborazione di enti, di più enti, quindi la Camera di Commercio, come già citata, con me c'è il team della Camera, qui presente in sala, e quindi Andrea Rossi, Mariano Rigotto, Elisa Barausse ed Enrica Bassetto e Maria Corà, e così come Veneto Lavoro, che è capitanato da Lisa Lora, Lisa Andreozzi e Cristina Tarquini. Quindi siamo qui in rappresentanza ovviamente di un gruppo di lavoro che da più settimane, più mesi, che sta mettendo a punto questo percorso. Allora, ho già detto prima del nome, abbiamo già raccontato dell'origine di questo acronimo. La partecipazione è quella che già avete visto, che vi ho descritto poco fa, quindi il fatto che ci sia una messa a punto a più mani è perché riteniamo che effettivamente sia le istituzioni, sia le associazioni varie e le imprese chiaramente devono essere parte attiva di questo percorso. Vedete che le slide saranno in bilingue in maniera tale da facilitare anche per quelli che magari hanno un italiano meno oliato e capire insomma i concetti, anche se devo dire sono abbastanza intuibili.
Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, noi stiamo parlando appunto di un'estensione territoriale che riguarda la provincia, è una delle province del Veneto, e la scheda che stiamo facendo vedere dà un'idea, insomma, delle caratteristiche, ma anche delle opportunità che può offrire nei diversi settori. Qui non è richiamato direttamente il turismo, ma è inglobato all'interno comunque del commercio. Ci sono come lo vedete anche dalle fotografie, ci sono dei distretti trainanti che riguardano in particolare meccanica, il tessile, l'orafo. L'orafo in particolare è molto rappresentativo perché Vicenza è la prima provincia in assoluto in Italia per questo distretto, e poi chiaramente tanti altri che vedete elencati attraverso le fotografie, ma i numeri che riassumono il numero delle imprese fanno capire che effettivamente questa provincia è una delle più attive e anche virtuose, sia da un punto di vista delle capacità e anche dal punto di vista della rappresentatività non solo nel territorio italiano, perché come vedete indicato nello schema, nella cornice in alto a sinistra, è la quarta provincia per export in Italia. Quindi vuol dire che insomma le capacità non sono state messe a terra solo in Italia, ma anche e soprattutto direi all'estero. E poi da non sottovalutare anche la qualità della vita, è un aspetto insomma, che da più anni viene misurato, e la provincia di Vicenza è una tra le prime in Italia, vedete, è classificata come ottava, e tiene conto di diversi parametri ovviamente che riassumono un po' anche le condizioni non solo professionali, ma le condizioni ovviamente anche personali e di ambientazione, e questo è un fattore sicuramente importante. Non mi dilungo sulla varietà anche del territorio, ma sicuramente insomma, più di qualcuno di voi si sarà incuriosito e avrà spulciato sulle caratteristiche insomma, del territorio. L'obiettivo del progetto, l'abbiamo a più riprese, ne abbiamo a più riprese parlato. Mi è piaciuto il paragone che ha lanciato Silvana prima. È un ponte, effettivamente, quello che vogliamo costruire, perché insomma è un ponte che vuole offrire un'opportunità professionale, ma anche la possibilità di un progetto di vita. E questo chiaramente deve essere contestualizzato in un territorio e anche con interessi e ambizioni personali. Però ecco, non deve essere visto semplicemente e solo come un percorso professionale, perché non lo vedete voi, ma non lo vediamo neanche noi, perché effettivamente la prima condizione è che la persona si possa inserire bene in un contesto, non solo professionale, appunto. Chi partecipa a questo progetto l'abbiamo già citato, chiaramente il CAVA è componente importante che ci ha supportato, dato indicazioni, sensibilizzato anche su quelle che erano le opportunità, ed è stato uno dei motori principali di questo dialogo, anche a volte anche a distanza, ahimè, ma anche in presenza, perché Mattias è venuto più volte nel territorio e con lui insomma, abbiamo interagito, capito e cercato di mettere a punto. Poi insomma, ci sono sempre delle sfumature, delle ulteriori attività che dovranno essere necessariamente fatte, ma è importante appunto continuare a mantenere il dialogo e anche continuare anche a dare dei riscontri. E in questo senso Mattias, devo dire, è stato molto, molto importante. Non mi dilungo ulteriormente, ma vedete anche qui sono delle foto non tratte dalle cartoline, ma sono effettivamente quello che un po' esprime il territorio. Quindi un territorio che ha una cultura che arriva da lontano, che si esprime anche attraverso una serie di eventi, e un territorio che appunto è abbastanza articolato, quindi passiamo dal vinicolo, quindi in pianura, montagne, quindi abbiamo anche insomma una rappresentatività e una topografia piuttosto piuttosto articolata. Per quanto riguarda il progetto, qui darò solo uno schema perché si addentrerà più di me e meglio di me i colleghi di Veneto Lavoro,
ma chiaramente ci sono dei passaggi che dovremo fare e faremo nelle prossime settimane e che prevedono prima di tutto un'adesione al progetto da parte dei candidati e come vedete poi seguito da una profilazione, quindi a capire insomma quali sono i punti di partenza, le potenzialità e poi la possibilità di incrociare i requisiti con le necessità delle aziende e delle varie imprese. Di questo, ripeto, avremo modo di parlarne a breve e qui sarà molto più dettagliato Veneto Lavoro. Come dicevo prima, non è solo un progetto di vita professionale, ma è un progetto di condivisione. Citava prima sia Mariano che Luca che di fatto insomma, c'è una certa affinità e ci riconosciamo in questo, un'affinità che è un'affinità culturale ma sicuramente affettiva perché insomma, stiamo parlando di un collegamento storico. Alcuni degli immigrati, ricordati prima, sono arrivati in Argentina più di 100 anni fa e magari qualcuno più recentemente, così come ha ricordato poco fa Luca. Però l'affinità, il ricordo, la memoria va sempre chiaramente anche un po' all'origine. E lo dico per esperienza personale perché anch'io sono stato, passatemi il termine, sudamericano per circa 12 anni, quindi insomma questa affinità culturale con il paese d'origine mi ha sempre accompagnato. Per cui ecco, speriamo in una sorta di percorso di avvicinamento e anche di comprensione di un territorio che insomma aspetta anche con una certa calore e con una certa anche affinità un riscontro anche da parte vostra. Direi che con questa premessa lascerei la parola a Veneto Lavoro che si addentrerà nel progetto, nei dettagli del progetto. Vi ricordo ancora una volta che poi alla fine di questa seconda presentazione ci sarà la possibilità di fare delle domande alzando la mano e quindi prenotandovi oppure scrivendo e magari potendolo fare già da adesso. Maria, confermi? Possono già farlo da adesso eventualmente, quindi chattando nel messaggio in maniera tale che possiamo già cominciare a raccogliere le vostre domande. Grazie per adesso. Scusa Alberto, mi sentite? Sì? Ecco, sì. E ricordiamo che gli interventi, diciamo, dei ragazzi che sono collegati possono essere anche in lingua spagnola, perché comunque Assolutamente. abbiamo anche Maria, che anche lei è italo-argentina, quindi potrà tradurre comodamente. E, Beh, prima, abbiamo sia con Mattia stesso, ma anche sì, con sì. voi. E qui in loco Maria, sottoscritto magari un po' meno di Maria, però cercheremo eventualmente anche di rispondere anche alle domande in spagnolo. Quindi nessun problema da questo punto di vista. Però Grazie. Alberto, prima di dare la parola a Veneto Lavoro, a Lisa Morà, vorrei appunto salutare anche Ferruccio Zecchin, che è il presidente dell'Associazione Vicentini nel mondo, che è stato quello che ha fatto un po' nascere, ci ha messo in contatto Camera di Commercio, Veneto Lavoro con il Cava, con Mattias. E quindi è giusto riconoscere anche che è stato Ferruccio un po' a far partire il tutto. Ecco. E quindi gli darei la parola. Assolutamente. Quindi Ferruccio, se vuoi collegarti, se vuoi aprire il microfono per un saluto. Sì, pronto? Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto, ecco. Sì, si sta realizzando un sogno perché la nostra associazione che ha contatti continui con questo mondo straordinario dei nostri emigrati e loro discendenti si prodigava in tutti i modi di creare delle opportunità. Ecco, quando degli amici, dei fratelli in qualche modo sono in difficoltà, si pensa sempre di trovare soluzioni per dar loro una mano. Ecco.
Questa iniziativa sì, è stata portata avanti, diciamolo molto chiaramente, dalla Camera di Commercio e dal Cava con Mattias. Noi come vicentini abbiamo supportato, abbiamo dato lo spunto e quindi ci sentiamo pienamente coinvolti. Eh, Poi io credo anche nel fatto, cioè nessuno avrebbe mai pensato un anno fa che oggi a Buenos Aires ci sarebbe stata questa riunione in uno stato così avanzato anche di un progetto che sta pian piano prendendo forma. Quindi ecco il nostro compiacimento, siamo sempre ovviamente al vostro fianco, siamo disponibili. Un abbraccio e un saluto a Mattias e a Luca, ad altri che sono collegati e che sono un po' i nostri punti di riferimento in terra argentina. Ecco, sono convinto che questo progetto potrà avere successo perché ci sono molti punti a nostro favore, vedi la doppia cittadinanza, vedi l'opportunità di dar loro delle prospettive in vari campi. Ecco, quindi ringrazio tutti e a tutti auguro un buon lavoro. Grazie, grazie ancora Ferruccio. E spero di rivederti presto perché insomma abbiamo tanti altri progetti ancora da portare avanti. Certo, certo, contaci senza problemi. Grazie. Allora, adesso lascerei la parola a Lisa Lora, che è dirigente di Veneto Lavoro, per entrare un po' più nel vivo Scusa, qua abbiamo un altro intervento, È scusa. il bello della diretta. È il bello, sì, dai. Non soltanto salutare, io sono Alfredo Musitani, sono il presidente Vicentini di Buenos Aires, qui a Buenos Aires, salutarlo a Ferruccio, a tutti voi e mi scuso perché ne andrò in qualche minuti, però è bellissimo questo intervento che qui da noi è principalmente in mano di Luca che ha già parlato. È un piacere di partecipare e siamo tutti pronti per continuare questo lavoro che sta incominciando fortemente. Anche ringraziare a Tiziano Barone con chi abbiamo parlato prima di questo progetto, che le è piaciuto tanto farlo anni fa e adesso è una realtà. Un grande abbraccio a tutti. Grazie, Grazie. grazie. Bene, Allora, adesso sì, adesso ci fermiamo e quindi No, dimmi se ci sono No, no, altri no. interventi. No. Ok. No, no. No, Siamo grazie. a posto. Grazie. Allora lascio la parola a Lisa Lora. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie, sono emozionata e veramente contenta di poter essere fianco a fianco con tutti voi in questa nuova iniziativa. Il progetto ci coinvolge come centri per l'impiego di Veneto Lavoro e assieme al direttore Tiziano Barone del nostro ente vi confermo la massima attenzione e la disponibilità a far sì che questa sperimentazione, che parte proprio nel concreto con questa iniziativa di oggi, sia fonte di opportunità per chi è con noi qui oggi collegato dall'Argentina, ma anche un'opportunità di crescita anche per i nostri uffici e servizi come Veneto Lavoro e anche come rete con cui collaboriamo quotidianamente con aziende e soggetti competenti nel mercato del lavoro del territorio vicentino. Quindi viviamo in modo reciproco questa opportunità perché sia davvero arricchente come apertura non solo di canali, come dicevamo, ma anche di concrete opportunità per entrambe le parti. Come Veneto Lavoro, noi siamo una realtà pubblica che rappresenta la Regione del Veneto e che
nella quotidianità offre servizi a questo territorio vicentino e veneto, servizi ai lavoratori e alle aziende. Quindi per noi essere qui come, diciamo così, segno concreto di una disponibilità a mettere in contatto queste due forze, che sono le forze delle persone e le forze delle nostre aziende, per noi è una missione e soprattutto un impegno. Come ente pubblico noi siamo chiamati a svolgere dei servizi che sono soprattutto indirizzati ad accompagnare le persone anche in Italia e anche in questo caso con progetti particolari e molto diciamo così anche innovativi, portare le persone a occuparsi e quindi a rioccuparsi oppure ad affacciarsi nel mercato del lavoro, in questo caso conoscendo tutte le opportunità che il lavoro vicentino può offrire. Nell'attività quotidiana svolgiamo anche molte altre attività a favore dei lavoratori e delle aziende, come può essere anche la promozione di percorsi che primis offrono lavoro, ma poi anche accompagnano le persone attraverso orientamento, formazione o anche altri itinerari che accompagnano un vero e proprio incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Con chi i centri per l'impiego svolgono questi servizi e queste attività? Con personale qualificato che all'interno dei nostri uffici si occupa sia di curare i rapporti con le aziende, sia di curare i rapporti con le persone che cercano lavoro. Ci piace immaginare e trasmettervi questa immagine in cui costruiamo un qualcosa assieme alle persone che incontriamo, perché incontrare le opportunità e accompagnare le persone e le aziende a, diciamo così, a trovare un punto di incontro è una costruzione di un percorso che va fatto su misura e in modo personalizzato. Quindi ecco, volevamo già in questa occasione dire che la nostra attenzione sarà curare questa parte di incontro. Serviranno anche degli strumenti, delle cose che adesso vi illustro, ma il nostro spirito innanzitutto è incontrare le persone e le persone in azienda che, come dire, manifestano anche dei fabbisogni e delle opportunità. Da questo punto di vista rappresentiamo quindi lo sforzo che, ripeto, vogliamo fare assieme ai nostri partner di trovare il modo più opportuno per avvicinare e accompagnare le persone ad incontrare poi anche le aziende. Come Veneto Lavoro, i nostri uffici ovviamente sono presenti in tutto il Veneto, ma come vedete noi abbiamo messo l'ingrandimento sulla nostra realtà, che è la realtà dei centri per l'impiego del Vicentino, e quindi io rappresento in questo momento anche la mia squadra che assieme a me ho coinvolto da prima con un piccolo gruppo, vero, che in parte è qui oggi rappresentato, ma appunto che mi piace citare perché anche noi lavoriamo con persone e persone che si mettono a disposizione di questo progetto che ci sembra davvero sfidante e interessante. Entriamo ora invece nel dare alcune informazioni su come abbiamo pensato questo percorso. E non a caso lo abbiamo pensato con dei passi, perché per fare strada e per attraversare il ponte e per creare questo canale dobbiamo fare dei passi. Cominciamo quindi dal descrivere questi passi. Il primo, sicuramente per noi, e con noi intendo Veneto Lavoro e Camera di Commercio di Vicenza, è capire quali sono le persone che sono interessate a intraprendere questa opportunità. Quindi verrà utilizzato
un questionario attraverso gli strumenti che l'informatica fortunatamente ci mette a disposizione, un questionario molto semplice, un primo questionario che raccoglierà davvero quella che noi chiamiamo un'adesione al progetto. Adesione che è importante appunto per cominciare anche a conoscersi. Il secondo step, il secondo passo, sarà appunto approfondire questa conoscenza di chi è interessato a intraprendere questo percorso e lo faremo attraverso, e lì con noi, con i nostri uffici e con un secondo questionario, andremo davvero a conoscerci di più, in modo diretto e anche un po' più dettagliato, perché per poter dare delle opportunità è fondamentale che conosciamo quali opportunità sono interessanti per le persone che oggi sono qui con noi o quali aspettative hanno queste persone. E sarà un questionario molto semplice, anche questo, ma molto puntuale, che ci permetterà di raccogliere poi anche i primi curriculum vitae delle persone e anche tutta una serie di informazioni che ci permettano già di individuare quali sono le, diciamo così, le aree professionali su cui questi candidati pensano di poter, come dire, di aver voglia di intraprendere un avvicinamento al nostro mondo del lavoro vicentino. Quello che per noi sarà la cura invece più importante del rapporto con i candidati sarà promuovere dei veri e propri colloqui, ovviamente a distanza. Già in Italia lo facciamo anche con gli italiani, giusto per favorire la vicinanza, seppure in luoghi diversi, dei colloqui in cui andremo a veramente a come dire, capire quali sono le opportunità che questi candidati si aspettano di trovare e quali invece sono le forze su cui noi cominceremo già a smuovere, cioè dal punto di vista del lato aziendale. Tutto questo in questa fase sperimentale del progetto confidiamo di farlo veramente in tempi brevi, con le prime persone che si candideranno, quindi che si manifesteranno interessate dal 3 di novembre fino al 1 di dicembre. Questo, ripeto, è un primo step che per noi è fondamentale, per cui invito già le persone che sono collegate qui oggi a pensare che da lunedì possono, quindi dopo il weekend, pensare e già cominciare a aprire questo orizzonte di possibilità. Come uffici, noi mano a mano che raccoglieremo le manifestazioni di interesse, non aspetteremo la fine del mese per cominciare già invece a programmare i colloqui in modo tale da non far trascorrere troppo tempo dalla manifestazione di interesse alla conoscenza reciproca. Si passerà, ma non sarà, come dire, non sarà trascorso troppo tempo parallelamente alla conoscenza delle persone, noi abbiamo un bacino di aziende già conosciute del territorio, perché come dicevo lavoriamo quotidianamente con le aziende in questo territorio, quindi mano a mano che raccoglieremo l'interesse dei candidati, cominceranno già i nostri account manager, si chiamano, a ragionare su come con il nostro partner che è Camera di Commercio andare ad informare le aziende e a raccogliere la loro manifestazione di interesse a, come dire, mettere a disposizione le opportunità di lavoro concrete. Lo step che abbiamo ipotizzato a gennaio, ma potrebbe essere anche prima o anche un po' dopo, in base anche a quante persone e quante aziende dimostrano interessate, sarà sicuramente già proporre
proporre l'incontro. L'incontro che da questo punto di vista ci impegniamo a rendere attivo. Non sarà un incontro per mail, non sarà un incontro semplicemente per telefono. Vorremmo riuscire ad arrivare a creare delle iniziative in cui le aziende si presentano, i candidati si presentano in modo vario. Abbiamo molta esperienza su questi tipi di eventi, ma soprattutto arrivare poi a far conoscere attraverso dei Meet o degli Zoom, insomma, troveremo gli strumenti opportuni per far conoscere direttamente le aziende con i singoli candidati, con dei veri e propri colloqui di preselezione. Quindi ecco, gli step alla fine dove arriveranno, dottor Favero, riprendendo l'immagine che lei ha proposto, a favorire appunto questo incontro reale tra le disponibilità delle persone e le disponibilità, le chiamerei io più che necessità, delle aziende per mettere, diciamo, assieme entrambi i talenti, perché li hanno i lavoratori, ma li hanno anche le nostre aziende, molti talenti da mettere, diciamo così, da mettere a frutto. E quindi arrivare qui a poi definire quale può essere l'opportunità concreta e tutto ciò che attorno all'opportunità concreta verrà realizzata. Lascio scorrere solamente alcune ultime informazioni correttamente per far capire a chi è collegato chi siamo. Abbiamo un sito che spiega un po' qual è la nostra funzione e soprattutto quali sono le nostre opportunità, ma abbiamo anche creato delle, diciamo così, delle testimonianze su vari aspetti, quindi sia con aziende che con lavoratori o anche con operatori dei centri per l'impiego che possono spiegare a chi è collegato cos'è e com'è il servizio pubblico attualmente attivo in Veneto per offrire servizi per il lavoro. Ecco, quindi invitiamo a così curiosare e ad incontrarci anche attraverso i social e attraverso il nostro sito. Io vi ringrazio, so che questo è l'inizio e non è la fine e quindi ecco, rimaniamo qui e adesso lasciamo la parola e lo spazio per le domande e per eventuali contributi. Ringrazio anch'io in attesa di vedere eventuali collegamenti chi è presente a Buenos Aires o chi è collegato e che ha parlato prima. Ci siamo conosciuti in occasione di questo progetto o in occasione di altri progetti e per noi è davvero già arricchente poter essere concretamente qui oggi con questa attività. E quindi ecco, vi ringrazio per la fiducia che avete posto anche nel nostro servizio pubblico. Grazie Elisa. Allora, ci piacerebbe chiaramente avere anche un vostro primo riscontro, quindi insomma lascerei spazio in questo momento alle domande. Abbiamo visto che c'è stata qualche indicazione anche sulle chat, però magari cerchiamo di capire se qualcuno vuole rompere il ghiaccio intanto e fare delle domande che credo, insomma, per risolvere anche dei dubbi che sono assolutamente legittimi in questa prima fase. Abbiamo voluto mantenere la presentazione molto, molto breve proprio per lasciare un po' di spazio a voi. Abbiamo già la prima domanda qui da Buenos Aires. Un Benissimo. giovane. Vuoi sederti che così ti vedono? Sì, ecco. Innanzitutto buongiorno a tutti, io sono Michele Bruschi, coordinatore di INAS Argentina, il patronato, ma più che delle vere domande e dei dubbi da evacuare, io avevo la necessità di fare dei grandissimi complimenti. Oggi
sono di fronte al popolo che mi ha accolto in Argentina, io sono italiano, umbro, e a un altro che considero popolo fratello, che è quello del Veneto. Ho una grande affinità con questa regione. Faccio i complimenti per un progetto che continua a rafforzare i rapporti fra Italia e Argentina in questa lettura del mare che non ci divide ma ci unisce, e soprattutto vorrei fare i complimenti perché andiamo a seguire il filone delle nuove migrazioni, no? Ci sono delle nuove dinamiche fra questi due paesi ed è bene averli letti per tempo, colti, e veramente fare i complimenti perché state offrendo una grande opportunità e un grande progetto alla nostra comunità italo-argentina. Ricordo che il patronato si inserisce nella sfera di questi servizi in quanto offriamo tutta la gamma di quelli che sono i servizi previsionali o fiscali a supporto dei vari lavoratori, quindi possiamo anche offrire un sostegno a queste persone. Quindi per me un progetto validissimo. Grazie infinite dell'invito, spero di poter fare la nostra parte, di poterci sommare ed offrire qualcosa a questo progetto. Grazie infinite e buon lavoro. Grazie. Faccio un piccolo, velocissimo intervento per tutti i ragazzi collegati. Qui quindi avete la Camera di Commercio e Veneto Lavoro che sono dei soggetti pubblici, quindi non vogliono fare nessun tipo di utile lucro, cose del genere, ma anzi vi tutelano perché quando vi troveranno e speriamo un'azienda, vi diamo un'azienda insomma che è verificata anche, che quindi non è un'azienda fasulla o cose del genere. Ecco, questo è un valore in più che noi diamo perché siamo dei soggetti pubblici. Quindi il poter dare una mano a questi giovani italo-argentini per noi è veramente un nostro scopo e quindi lo facciamo proprio con convinzione. Volevo spiegare questo. No, è giusta l'osservazione e la puntualizzazione, Michele, anche perché insomma anche questo vuole essere una formula di paracadute, di sicurezza ulteriore, insomma. Cioè di fatto qui c'è un sistema che vuole soprattutto tutelare chi in questo momento ha un'opzione e vuole rientrare in Italia, sapendo insomma che può contare su un sistema che insomma è piuttosto affidabile, anzi assolutamente affidabile. Lisa, vedo una domanda Molto bene. quindi se riusciamo a dare già una risposta. Sì, allora, come dicevo, a tutti i partecipanti di oggi, che sono collegati oggi, manderemo il questionario, il primo questionario, dove poter manifestare subito, come le due persone che ci stanno scrivendo, l'interesse. Questo da lunedì, abbiamo detto, in partenza da lunedì. E vi invitiamo quindi a rispondere immediatamente. Appena riceveremo la manifestazione della volontà di partecipare, poi con i colleghi dell'ufficio del Centro per l'Impiego ci attiveremo per mandarvi il modo in cui presentare il curriculum. Ok, quindi non occorre in questo momento, ma non vi deve preoccupare nessuna, diciamo così, ci occuperemo noi di tutto. L'unica cosa è già compilare il questionario per aderire al progetto. Poi verrete contattati e potrete mandare tutto ciò che è utile per cominciare già a programmare un'attività di conoscenza con voi, quindi con la signora Luciana e anche con la signora Maria. Volentieri e da lunedì. Ecco, scusa Lisa, ricordo che naturalmente chi è collegato riceverà già il link, ma noi daremo quel link al Cava Assolutamente. perché naturalmente oggi magari non sono collegati molti ragazzi per questioni Assolutamente. lavorative, tutto, quindi
Giustamente tu dici chi si è iscritto oggi già glielo inviamo via mail perché abbiamo già la mail. Naturalmente attraverso il Cava, i vicentini qui di Buenos Aires, daremo loro il link che diffonderanno presso tutti gli altri giovani che magari, ripeto, oggi non sono presenti. Sì, vedo un'altra domanda. Se ci sono limiti di età? No. 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 No, questo allora abbiamo citato ragazzi e ragazze, ma insomma non era questo il significato lo spirito è quello di coinvolgere chiaramente chiunque voglia insomma farsi avanti per rientrare in Italia, che chiaramente abbia una professionalità oppure voglia, come dire, mettersi anche un po' in gioco per intraprendere un nuovo percorso. Quindi la risposta non ci sono limiti anagrafici, ecco, mettiamola così. Non so, Mattias, se magari vuoi aggiungere qualche elemento oppure se c'è qualcuno, adesso noi non vediamo chi è presente in sala, ma se eventualmente anche a Buenos Aires, nella sala del centro italiano, se c'è qualcuno, oppure da qualche altra parte dell'Argentina che vuole farsi avanti. Non abbiate Sì. timore Allora, nel farvi avanti. Do la parola al presidente dell'Accademia Olimpica, professor Luigi Fontana, che è qui con noi in delegazione. Ecco, quindi. Ma io volevo prima di tutto esprimere il mio compiacimento, i complimenti per questa bellissima iniziativa che effettivamente riporta a parti invertite alla lunga storia, alle origini, perché tutti sanno che l'epoca d'oro dell'economia argentina, tra fine 800 e i primi decenni del Novecento, il contributo delle imprese, dell'artigianato, delle industrie italiane e degli italiani è stato assolutamente fondamentale. Percentualmente, in certi momenti, il 50% dell'industria argentina era fatta da italiani. Quindi questo è un recupero anche storico, mi sembra, almeno nelle intenzioni e nel significato simbolico e anche pratico, estremamente interessante. Io penso, non da adesso, da tanti anni, che bisognerebbe fare molto di più, innanzitutto a livello governativo, ma se non ci si muove dall'alto è bene partire dal basso o dai livelli intermedi, per meglio dire, nel sviluppare rapporti sistemici tra il tessuto economico imprenditoriale italiano e quello argentino. Quindi è un'iniziativa pilota da tanti punti di vista e non possiamo che essere felici che sia stata avviata e anche essere qui che assistiamo nel suo nascere ad un'impresa che vi auguriamo sia coronata dal massimo successo. La mia domanda è qual è il bacino a cui ci si rivolge, quali sono se ci sono anche dei target almeno preferenziali o specifici rispetto al mondo indifferenziato di chi cerca lavoro e quali saranno le modalità di diffusione di questa proposta ai vari livelli, nei vari ambiti, visto che qui siamo a Buenos Aires, ma l'Argentina è grande e credo che valga la pena. Io personalmente come professore universitario, che ero delegato per i rapporti con l'America Latina della mia università, quella di Padova, ho fatto accordi, ho sviluppato progetti scientifici anche con il CUIA, il Consorzio delle Università Italiane in Argentina, con tante università in Argentina, dal nord fino alla Patagonia. E io penso, per esempio, che la rete universitaria degli studenti universitari sia una rete molto importante. Quindi
bisognerà anche sviluppare relazioni qui tra organismi diversi che possono moltiplicare, diffondere, insomma, questa proposta in tutti gli ambiti potenzialmente interessati. Grazie. Grazie. Anticipo qualcosa io, poi magari Michele se vuoi integrare. Parto dalla seconda considerazione, ovvero quali sono solo gli ambiti. Chiaramente, anzi, qual è il bacino di sperimentazione. Intanto vogliamo giustamente mettere a punto un percorso e, come diceva prima anche la dottoressa Lora, è un percorso che vuole essere anche abbastanza personalizzato a seconda, insomma, anche delle richieste, perché dobbiamo pensare a un inserimento, dobbiamo pensare chiaramente a un contatto, quindi, quindi questo deve essere un percorso che deve essere protetto sia per chi arriva, ma anche per un inserimento che sia il più possibile, insomma, graduale. Quindi questo richiederà sicuramente energia, richiederà un po' di tempo per essere poi magari collaudato ed esteso anche in termini numerici. Ragion per cui vorremmo iniziare con una sperimentazione che riguarda appunto il bacino, che soprattutto quello delle imprese, ma che non esclude altri settori a priori, assolutamente. Vedremo anche a seconda di quelle che sono i CV, se eventualmente indirizzare o reindirizzare verso altri comparti. Aggiungo che un po' tutti i settori richiederebbero persone in questo momento perché, come accennato prima anche dal Presidente, c'è un tema di demografia e la demografia ovviamente non guarda a un settore in particolare, ma un po' tutti i comparti, dai professori, quindi insegnanti, e colgo una domanda che ho letto prima nelle chat, al Alberto, settore Alberto, medicale e infermieristico. Alberto, Dimmi. se puoi riassumere quello che hai detto adesso anche in spagnolo, mi diceva qua Ah, Mattia sì. è meglio, Voy a visto che... intentarlo. Voy a intentarlo. Y en caso María me podrá ayudar. Lo que quiero decir es que en este momento, bueno, contestando a la segunda pregunta, en este momento que queremos hacer un poco de experimentación en un área que es la de las empresas. ¿Por qué? Porque queremos personalizar un poco este recorrido, teniendo en cuenta que tenemos que gastar energía en acercar a las personas, en hacer que estas personas puedan entrar tanto profesionalmente cuanto desde un punto de vista privado en un ámbito, en un territorio. Y por eso tenemos que claramente ayudarlos, acompañarlos en este camino. Contestando la primera pregunta, tenemos que tener en cuenta que en este momento existe un problema demográfico, como había dicho nuestro presidente, o sea, que cualquier comparto, cualquier área en este momento necesita trabajadores, necesita personas, tanto sea el tema enfermerístico como el tema de la educación. Y contestando a una persona que decía, pero yo soy profesor, me gustaría poder regresar a Italia. Claramente también en tema de educación en este momento se están buscando personas, pero en este primer momento nos queremos concentrar en el tema de las empresas y esto quiere decir que daremos prioridad a estos dos compartos, pero al mismo tiempo podremos aprovechar de los currículums y utilizarlos y enviarlos a las, digamos así, a los entes que lo necesitan. Espero haber contestado a la pregunta. Sì, perfetto Alberto. Ma io mi sento un po' il ponte tra il Veneto e Argentina e ho alcune domande, come per esempio, quello che ho ascoltato soprattutto sono cose concrete, ma come pensate o immaginate su tre ponti di viaggio dall'Argentina al Veneto, l'alloggio nel Veneto e anche il trasporto nel Veneto? Non è che cerco una risposta chiara e specifica, però queste sono le domande dei giovani di qua, perché all'ora concreta di fare il viaggio, di essere lì, sono le inquietudini che hanno. Puoi Ma dirlo anche in en spagnolo. español.
un poco siendo el puente entre Argentina y el Véneto, conociendo las realidades, una de las preguntas que surgen concretamente de los jóvenes es el tema del viaje, cómo piensan que puede ser el viaje de Argentina al Véneto, cómo se haría el alojamiento, dónde podrían pagar allá, y después también el tema del transporte, cómo lo piensan entre el lugar de trabajo de la persona que está en el Véneto a las empresas, que son, bueno, pasando todas las etapas del proyecto que explicaron los 6 pasos, llegaríamos a esos puntos concretos. No busco una respuesta específica, pero cómo lo imaginan, cómo piensan la organización, qué posibilidades pueden vislumbrar en estos 3 aspectos concretos que los jóvenes o personas de cualquier edad pueden estar interesadas. Matías, nos esperábamos esta pregunta entre tú y yo, y hemos razonado también con la Comisión y con Veneto Laboro. Claramente es uno de los temas que tenemos que enfrentar con las empresas, pero en este momento lo que pensamos es que por lo menos por un periodo que puede ser lo suficientemente largo, habrá un soporte por parte de la empresa para que pueda alojar claramente en los alrededores de la empresa misma. Y esto será un tema que tenemos que enfrentar con las empresas mismas, pero es un requisito que queremos llevar adelante. O sea que no hablamos únicamente de trabajo o de la profesión, sino también tenemos que poner cuál es el tema del contexto, y tenemos que pensar en ayudar a las personas, por lo menos por un rato que sea lo suficientemente largo. En tema de transporte, claramente las dos cosas van en pareja, o sea que tanto la vivienda como el transporte tienen que estar conectados, así que esto también será enfrentado con la empresa misma. Pero lo que puedo añadir es que en este momento las necesidades de las empresas por muchas de las, digamos así, profesiones necesitan trabajadores, necesitan profesionales, así que esto será algo que pondremos en la mesa, digamos así. Otra pregunta antes de darle paso a Luca, que quiere preguntar, que también recuerdo que es importante tanto para las empresas italianas como para las personas de acá, es el tiempo de permanencia, porque en un mundo tan rotativo de las personas, creo que para las empresas hay, entiendo, un mínimo que sea necesario contar con futuros trabajadores, y para las personas también es como una prueba de ambas partes. Entonces dejo esta pregunta, si ustedes hay una necesidad, una estimación del tiempo que pretenden que las personas al menos que decidan viajar, estén en el territorio vicentino o véneto. Luego sigue Luca. Matías, claramente no te puedo dar una respuesta que sea general, porque mucho dependerá de tanto la persona que desean llegar cuanto del contexto, así que claramente puede variar. Lo que esperamos, sí, es que este recorrido, este proyecto pueda durar lo más largo posible para las personas, o sea que se puedan quedar indefinitivamente en Italia. Pero seguramente habrá que contextualizar y ver cuál podría ser el periodo mínimo para las personas mismas y para las empresas. Lo que sí, no puedo hablar en este momento para un contrato indefinido, pero me imagino que habrá un periodo de prueba tanto para la empresa cuanto para las personas. Pero esto también tenemos que enfrentarlo durante el recorrido. No sé, dejo también a Lisa Lora, le traduzco en italiano quizás un poco para que pueda ella misma contestar a la pregunta. Ho un po' capito. Sì, okay. Questi elementi sono importanti e li abbiamo, come dire, ben presenti anche per altre iniziative e anche comunque nell'attività quotidiana che svolgiamo tra lavoratori ed imprese anche vicentine e venete. Sta crescendo la sensibilità su questi temi da parte delle imprese
e come ente pubblico poi cerchiamo di far crescere la sensibilità anche di tutto il territorio, nel mettersi insieme per trovare delle iniziative come può essere anche le associazioni o anche altri soggetti che con noi collaborano quotidianamente. Credo che l'importante per noi e sarà contenuto anche nel secondo questionario che invieremo, sarà importante per noi conoscere soprattutto cosa la persona che aderisce a questo progetto ha, diciamo così, porta come conoscenze, capacità, curiosità, aspettative e necessità, comprese le necessità, ma la nostra ottica è cercare di vedere anche le risorse che questa persona porta sulle questioni, per cui andremo anche a vedere se nel territorio ha già, ad esempio, delle reti familiari o di amici o di conoscenti o altre reti di supporto che possiamo poi coinvolgere, attivare e favorire. In questo senso, quindi, sicuramente mettersi assieme già in questo tavolo, in questo, diciamo così, contatto, rappresenta la sfida che ognuno di noi poi, come dire, prende in carico per dare una risposta ai bisogni e anche alle opportunità e poi renderle concrete. Ecco, per cui sicuramente sia dal lato aziende che dal lato lavoratori noi abbiamo già previsto che entrambi possano manifestare, almeno al centro per l'impiego, quali sono le necessità, ma anche le risposte. Però, ecco, mi piace vedere che sarà una analisi che vale per entrambe le parti, il lavoratore e l'azienda, perché quando le due, come dire, i due soggetti si incontrano, deve essere come dire, un mettere insieme le forze e arrivare all'obiettivo muovendo qualsiasi strategia questo possa permettere come dire, di raggiungere l'obiettivo. Noi faremo da facilitatori per questo, conoscenza reciproca anche su questi aspetti, questo sicuramente. Vai, vai. Beh, vi voglio fare una domanda perché un po' dall'esperienza personale di un italiano con titolo italiano che viene a vivere in Argentina, una delle difficoltà che hanno i migranti, soprattutto quando vengono da fuori delle comunità corrispondenti, è la convalida dei titoli e quanto potrebbe, diciamo, ostacolare questo progetto il fatto che non esista una convalida reale fra Italia e Argentina dei rispettivi titoli universitari. Luca, vero? Sì. Dipenderà molto chiaramente da caso a caso. So sicuramente che ci sono alcuni titoli che non sono riconosciuti. Te lo dico per esperienza perché io avevo fatto ingegneria e insomma ho dovuto rifare un po' di esami, ecco, per dirla tutta. Però, ecco, questo accreditamento, diciamo così, dei titoli dovrà necessariamente essere un po' visto anche in funzione del percorso professionale, perché alcuni titoli sono sicuramente importanti nel momento in cui magari devono essere riconosciuti dalle associazioni, dagli ordini, eccetera. In altri casi, diciamo così, il percorso educativo può essere un elemento fortemente, insomma, incentivante per le aziende. Però, ripeto, anche qui dovremo fare un distinguo, insomma, e dividendo tra necessità anche di formalizzazione da quella che invece è una necessità di esperienza professionale che magari richiede sia un titolo, ma che non debba essere necessariamente riconosciuto dall'ordine professionale. Quindi un ingegnere che deve firmare un progetto va da sé che insomma deve avere il titolo riconosciuto in Italia. Viceversa, un progettista all'interno di un'azienda che comunque abbia un trascorso insomma significativo
non ha bisogno necessariamente di un riconoscimento del titolo. Ti rispondo così a caldo, quindi è un caso che andrà distinto a seconda poi dell'inserimento, insomma. Un medico ovviamente non potrà fare a meno del riconoscimento. Vi faccio un esempio ancora una volta personale. Una mia amica, laureata in medicina in Venezuela, in questo caso è voluta rientrare in Italia, il suo titolo non è stato riconosciuto in Italia e quindi si è trasferita in Spagna perché in Spagna il titolo veniva riconosciuto. Quindi non posso rispondere in assoluto, però di fatto è così, insomma. Noi cercheremo di far concorrenza sleale alla Spagna, invece farli venire in Assolutamente. Italia, no, non in Se Spagna. non si è Mattias. capito, siamo molto agguerriti, ecco. Molto accoglienti, ma anche sicuramente molto motivati, come dice Enrica. No, la Spagna, per esempio, ha un convegno con l'Argentina dove i titoli vengono convalidati. Quindi diciamo che c'è un vantaggio reale creato dal paese Aspetta, spagnolo. vieni qua perché sennò non lo sentono, senza microfono. Come vi dicevo, io ho vissuto anche in Spagna, quindi ho questa realtà. La Spagna ha un convegno con Latino America, per cui i titoli latinoamericani vengono riconosciuti in Spagna. Io, per esempio, che prima di arrivare in Argentina sono passato per la Spagna, sì, avevo il titolo riconosciuto in Spagna, essendo parte dell'Unione Europea, però già in Argentina, nonostante la mia convalida spagnola, e non era valido il titolo, quindi addirittura mi chiedevano di convalidare le superiori, cosa che diciamo pazza. Ovviamente sto lavorando senza problemi perché a volte non hai bisogno di firmare, però ovviamente per certe professioni può sì essere, diciamo, un certo ostacolo. La Spagna intelligentemente ha fatto degli accordi, ovviamente sono reciproci. E sarebbe interessante che in qualche modo anche l'Italia cercasse, soprattutto con paesi così italiani come l'Argentina, di avere una certa reciprocità sul riconoscimento dei titoli. Certo, No, Luca, però non posso assolutamente So che negarlo. non è vostro... certo, però in Spagna non hanno Gigi Fontana, che è la persona che ha appena parlato, che è stato responsabile per l'Università di Padova e avere rapporti con tutto il Sud America. Quindi queste problematiche probabilmente le conosce bene e magari cominceremo a muoverci anche su questo fronte, che è un Questo sarebbe fronte interessante. che è difficile, ma non è detto perché no, perché non lo facciamo. Se questo può agevolare ulteriormente i ragazzi E argentini. ringrazio anche per lo spunto, perché è uno degli elementi, secondo me, che non va assolutamente trascurato. Aggiungo, e qui faccio un po' di campanilismo, che comunque l'Italia, e nella fattispecie Vicenza, insomma, ha un'accoglienza, una varietà anche di offerta, di prospettiva, insomma, che non ha niente a che invidiare con tanti altri paesi, e Spagna per prima, insomma. E ci dicevamo, Alberto, che magari la Camera di Commercio potrebbe valutare di finanziare un corso di italiano Certo. agli aspiranti, diciamo, ragazzi argentini che vogliono venire in Italia, perché questo potrebbe essere un aiuto che potremmo dare per questo, perché è molto importante naturalmente sapere almeno le basi della lingua. Le due lingue non sono così diverse, però una base ci deve essere, ecco. Un aiuto all'inizio, soprattutto perché se uno vuole cominciare un'esperienza lavorativa ha bisogno di certi, diciamo, herramienta, come dicono qua in Spagna, in Argentina, diciamo degli strumenti per poter lavorare. Hai bisogno di avere un conoscimento per veramente lavorare con un computer o scrivere o comunicarsi con clienti o quant'altro. Quindi il mondo del lavoro ha bisogno di una certa base di italiano. Alcuni lo hanno già, però avrà sicuramente bisogno di un aiuto per diciamo, approfondire l'italiano anche commerciale o professionale. Perfetto.
Ok. Bene, non so se ci sono altre domande. Io farei ancora un tentativo a capire, insomma, se c'è qualcuno di collegato a remoto che vuole appunto rompere un po' il ghiaccio e farsi vedere o nella chat stessa. Dite che il primo che parla viene immediatamente assunto. Mattia, sconto sulla tua capacità qua di ci persuasione. Qua ci dicono che il primo che parla verrà subito assunto, però è una Ah, promessa un po' pesante. Beh, ma potremmo fare anche Era qualche per scommessa, rompere il magari. ghiaccio, come si dice. Ok. No, però ecco, quello che ha detto Alberto e la Camera di Commercio e Veneto Lavoro, che vogliamo fare è veramente capire ai giovani argentini, italo-argentini, è che noi daremo proprio tutto il nostro, tutta la nostra professionalità e anche il cuore su questa cosa. Soprattutto. Ecco. Penso che Mattias, si deve chiedere. siediti. No, lo que tengo de decir, nel tempo che Habla sto. español, habla Ah, en español. español. Ormai. En el tiempo que estuve en el Véneto, lo que solicitaban las empresas en cuanto a tiempo era un mínimo de un año, entre 1 y 3 años, digamos, no menos de un año para estar allá como a prueba de ambas partes. Y bueno, como decías Alberto, quizás a partir del segundo o tercer año se puede pensar en un contrato indefinido, pero como tiempo mínimo, por lo menos en la experiencia personal, que sería importante llegar por lo menos a estar un año en el Veneto, en Vicenza. Bueno, eso nada más de mi parte y ya estaría. No, Sì, direi no, Mattias, è un prerequisito che chiaramente dovrà essere indicato, perché non possiamo pensare a permanenze brevi, perché insomma non sarebbe assolutamente accettabile né da una parte ma anche dall'altra. Quindi su questo credo che ci sia un impegno a trasmettere questo tipo di sensibilità assolutamente, Mattias. ultimo intervento del presidente Soccato, che porta un'esperienza reale di uno che era un giovane una volta, adesso un po' non è più un giovane, ma che si è perfettamente integrato e deve avere anche parlato al corso, al corso che avete organizzato come Cava, che ho partecipato anch'io. Ha partecipato anche questa persona che dirà il presidente. Dopo il presidente parla e se tu puoi tradurre. Cioè, Sì, io vorrei che fosse immediatamente tradotto perché credo sia una esperienza interessante. Ecco, questo posso fare anche il nome, sono autorizzato a fare anche il nome, si chiama Flavio Signaigo, doveva essere qui oggi con noi per portare la sua esperienza, il suo contributo. Flavio è partito molto giovane dall'Argentina, figlio di genitori italiani, naturalmente, emigrati tantissimi anni fa in Argentina, ed è partito molto giovane dall'Italia, orfano di padre, è partito con la sua mamma per venire in Italia, una famiglia povera, ma piena di coraggio e di spirito, e hanno deciso di venire in Italia assieme ad altri 50 giovani argentini, aiutati da una delle associazioni come la nostra, Enti Vicentini nel mondo, i Trevigiani nel mondo e così via. Con questi sono venuti in Italia, sono stati alloggiati in una struttura per 2 o 3 settimane e sono stati portati alla conoscenza del territorio e degli enti locali del territorio. Bueno, Flavio Siñaigo es una persona que fue de Argentina para Italia con la mamá, una familia pobre, que fueron un contingente de unas 50 personas a través de un ente como Ente Vicentini en el Mundo, Trevisan en el Mundo, para estar allá, y han estado en principio por unas 2 o 3 semanas con el contingente, imagino que junto con la mamá también. Flavio mi ha raccontato le prime esperienze in Italia. Lui e sua mamma hanno deciso allora di tentare di fermarsi in Italia. Alcuni suoi amici sono tornati invece in Argentina dopo un breve periodo in Italia, altri sono rimasti come lui in Italia. Quelli che sono tornati in Argentina
Alcuni sono poi rientrati ancora in Italia e quindi questo è stato l'inizio. Dopodiché ha cominciato con piccoli lavori molto semplici in alcuni negozi della zona di Vicenza. Del contingente de personas, bueno, algunas han retornado a Argentina, después se han vuelto en Italia, otras vinieron a Argentina y se quedaron en Argentina, y Flavio y su mamá se quedaron en Italia y han empezado con trabajos simples, pequeños trabajos al principio. Flavio aveva il titolo di studio come ragioniere di contabilità, però per iniziare a lavorare aveva accettato di lavorare anche in altri compiti e io quando l'ho conosciuto lavoravo in un negozio di frutta e verdura. Flavio era contador público, que es un título, como decía Luca, que no tiene un paralelismo. Perito mercantile. Del secundario, ok. Sì. No, no era laureato, perito mercantil. Perito. Y trabajaba en una verdulería, vendía frutas y verduras al principio, teniendo ese título. Allora io ho conosciuto Flavio proprio in questo negozio di frutta e verdura e dopo un po' di tempo ci siamo parlati e ho deciso di assumere in prova questo giovane argentino nella mia azienda tessile in provincia di Vicenza. El presidente Socato, Giorgio, Giorgio. conoció a Flavio en ese local, a través de charlas le ofreció una prueba en su empresa textil para comenzar a trabajar. Bueno, ese fue el inicio en la empresa. Abbiamo dato un aiuto come azienda a Flavio nei primi tempi e anche a sua mamma per cercare una sistemazione, una casa, un appartamento, un alloggio. Ci sono stati alcuni cambiamenti nello stesso momento Flavio continuava a lavorare nella mia azienda dalle posizioni più semplici e un po' alla volta crescendo sempre più i suoi compiti e le sue responsabilità, grazie al suo impegno e alle sue capacità. La empresa en un principio le dio alojamiento a él y a su mamá, contempló la parte familiar y Flavio comenzó haciendo trabajos simples, como básicos, y después gracias al compromiso que tenía y a la dedicación empezó a crecer en posiciones de trabajo. In quei tempi di primi lavori nella nostra azienda abbiamo capito che Flavio era sprecato come contabile, sapeva fare questo lavoro, ma forse non gli piaceva molto e abbiamo capito che aveva molte più possibilità e molte più capacità nel campo commerciale, grazie alla sua umanità, alla sua capacità di parlare con tutti e di essere simpatico a tutti e di sapere capire ed essere compreso da tutti. E quindi l'abbiamo passato nel settore commerciale. Bien, Flavio se destacaba en su profesión, en su trabajo, pero no le gustaba tanto hacerlo. Pero resulta que, questo lo dico io, come argentino era buen vendedor, ¿sí? En la parte comercial. Entonces, Giorgio ha visto esa capacidad de Flavio, que era buen vendedor, y lo han pasado a esa área de vendedor, al área comercial. È stato un processo lungo perché ha dovuto imparare molto bene il prodotto tessile, il prodotto della confezione, però in sintesi, oggi Flavio è il principale dirigente commerciale della nostra azienda, gira per l'Italia e anche per il mondo a vendere i nostri prodotti. In questo momento, oggi è in Uruguay per degli appuntamenti per vendere appunto i nostri prodotti, poi ritornerà a Buenos Aires, andrà in Brasile, andrà in Cile e poi rientrerà e poi andrà in Spagna e questa oggi e poi naturalmente in Italia e oggi è quindi il nostro dirigente commerciale di riferimento per quanto riguarda la vendita dei nostri prodotti. Oramai non è più molto giovane,
ma è ancora veramente in forma e vuole continuare a lavorare veramente ancora tanto. Ecco, è ancora con la sua mamma, molto anziana, ha avuto la possibilità di avere anche degli sviluppi personali importanti. Bueno, creo que se entendió casi todo. Flavio es el gerente comercial de la marca, de la empresa. Ha crecido, un caso de éxito como proyecto laboral, proyecto de vida. Su mamá, ya anciana, todavía vive. Y bueno, Flavio, como encargado del área comercial de la empresa de Giorgio, está viajando por diferentes países, Brasil, Uruguay, en Italia mismo también. Entonces, el crecimiento del caso es espectacular. Sì, concludo dicendo che io credo che questo sia un esempio felice, fortunato forse, ma la fortuna bisogna anche cercarla e sapersela meritare. Flavio, come dicevo oggi, è una persona realizzata, vive in Italia, è proprietario anche di 2 o 3, adesso non so bene, abitazioni. Ma ti ha autorizzato a dirlo? Sì, sì. Quando c'è il fisco. Sì, questo per dire che ha realizzato anche i suoi obiettivi economici, vive e lavora in Italia, ma ama l'Argentina e appena può evidentemente torna, ama Buenos Aires, anche qui ha ancora un'abitazione, ha ancora degli amici e quindi io credo sia un esempio che penso, anzi sono sicuro, potrebbe ripetersi con molti altri giovani oggi. Grazie. Mattias, Sì. intanto grazie a Giorgio per la testimonianza, perché penso che sia anche abbastanza significativa, insomma, di questa possibilità. E Mattias, nel frattempo avevamo visto che c'era stata una richiesta, Sì, se sì, non ricordo male, da parte di Luciana. È così? Luciana, se si quieres intervenir. Non so se mi oye, Luciana. Salve, sì, non so se mi Ok. sentite. Sì, ti Va sentiamo. bene. Prima di tutto volevo ringraziarvi per questa possibilità e veramente penso che sia una buona idea parlare di questo rientro per i giovani e per questa possibilità di lavorare in Italia. Io ho vissuto, come dicevo sul chat, dicevo che ho vissuto in Italia per quasi 3 anni e per me è stata un'esperienza unica anche perché amo l'Italia e mi sento a casa ogni volta che torno, però è stato molto difficile purtroppo rimanere in Italia perché le possibilità di lavoro sono state molto scarse a livello professionale. Niente, soltanto volevo dirvi questo e sapere se non lo so se esisteranno queste possibilità come professionisti per rientrare in Italia e lavorare in un'azienda, ad esempio, come questo progetto. Luciana, Grazie. posso chiederti quanto tempo fa eri venuta, quando eri venuta in Italia? Sì, io sono arrivata ad agosto del 2021 e poi sono rimasta fino al 2023 perché ho fatto un master in relazioni internazionali dall'Università di Bologna e allora ho vissuto anche a Bologna 1 anno. Allora, qui magari chiedo anche a Lisa, ma sicuramente insomma il contesto in cui ci muoviamo, anche perché insomma il contesto demografico che purtroppo non è in questo momento incoraggiante, però insomma sta offrendo più possibilità rispetto solo a qualche anno fa. Quindi insomma vorremmo ricevere il tuo curriculum, ecco Luciana. Grazie, sì, lo Ok. manderò. Esatto. Grazie mille. La invitiamo proprio a manifestare con fiducia e noi l'impegno è
è appunto ad incontrarla al più presto e poi andare a definire anche cosa ha già sperimentato o cosa invece vale la pena rilanciare per trovare nuove opportunità. Vi Quindi ringrazio veramente. l'aspettiamo. Grazie. E se non ci sono altre domande, noi qui chiuderemo, anche perché io e il Certo. Presidente dobbiamo andare a un altro evento. Ok. E mi pare che insomma abbiamo detto tutto, siamo disponibili, i link verranno inviati a chi naturalmente è già presente, ma lo invieremo anche al Cava affinché possa diffonderlo anche a chi non era presente. E per di più, questo webinar è stato anche registrato e quindi lo metteremo a disposizione per chi volesse vederlo. Ecco, noi daremo il link per la presentazione, quella appunto illustrata dal sottoscritto e da Lisa Lora, e contiamo, Mattias, che tu possa chiaramente diffonderla a tutte le persone che possono chiaramente condividere queste informazioni. Quindi ci aspettiamo insomma che dal 3 di novembre possano cominciare ad arrivare le richieste. E da parte mia saluto chiaramente anche i colleghi qui a Vicenza e ringrazio tutto il team invece a Buenos Aires, a partire chiaramente da Mattias e da Silvana e a tutti poi i partecipanti a questo webinar. Grazie. E Buona giornata a buona vita, buona Buona vita. vita. sì, Buona Esatto. vita per tutti. Ciao a tutti. Esatto. Ciao ciao. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.